Presidente, tra le tante iniziative si chiude l'anno con un'iniziativa molto bella, umanitaria, qui al reparto pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio. Ecco, fattivamente come si svolgerà l'iniziativa di oggi? Dopo circa 2 mesi di scelte, richieste e autorizzazioni tra i soci del Club Agrigento Valle dei Templi e il presidente dell'associazione VIP Viviamo in Positivo, oggi ci ritroviamo nella unità operativa complessa del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio, nel reparto di pediatria con il direttore, il dottore Gramaglia, per portare un sorriso ai bimbi, ai piccoli degenti di questo reparto assieme ai clown. I volontari di questa associazione che hanno alle spalle un percorso all'interno della loro associazione, hanno sposato una filosofia di vita, hanno cominciato ad intraprendere un nuovo percorso di vita cercando di mettere fuori, di attingere a tutte quelle risorse che risiedono nel loro cuore per poter portare un sorriso a chi ne ha bisogno. Oggi sì, ci siamo, noi siamo i clown dell'associazione VIP, Viviamo in Positivo. La nostra associazione è un'associazione federata VIP Italia ODV, che è una federazione che raccoglie più di 65 associazioni che sono sparse in tutto il territorio nazionale. La nostra associazione si chiama VIP Caltanissetta e noi operiamo in pediatria e in oncologia all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Oggi però i Lions Lions Club Agrigento Valle dei Templi esatto, ci ha invitato e oggi siamo qua in pediatria a portare un sorriso a questi bambini, ai degenti, ai pazienti del reparto di pediatria. Parliamo di questa iniziativa, il reparto pediatria è sempre all'attenzione di tante forze sociali, oggi è il Lions Club. Sì, il Lions Club, un momento fa ho ricevuto che verrà pure la Fortitudo Pallacanestro lunedì, ci ospiteremo ancora, avremo ospiti qua la Pallacanestro, la Fortitudo. Sono contentissimo che il Lions in questa giornata bellissima di allegria e di gioia per i bambini, ma anche di serenità e di collaborazione con i genitori del nostro reparto, stiamo facendo una festicciola per loro che hanno donato, mi riferisco al Lions Valle dei Templi, una bellissima libreria che serve per mettere tutti i libri, 720 libri che abbiamo avuto in dono nell'ultima domenica scorsa attraverso la Giunti del centro commerciale. Che dire, il reparto sta vivendo un momento di serenità, di gioia, di collaborazione con le istituzioni. Siamo felici e contenti perché ci aiutano a continuare nel nostro lavoro per la salute dei nostri bambini di tutta la provincia e sicuramente un momento di festa che ricorderemo anche negli anni successivi.